Scatman's World. Comandante Veneziano, siamo a Sepang, Gran Premio della Malesia, penultima tappa del mondiale, ragazzi. Obiettivo arrivare almeno tra i primi tre nella classifica finale. 12° posto in griglia, sto un po' migliorando in qualifica, dai, dopo il trend negativo. Andiamo per cercare di... voglio strappare un bel podio in Malaysia, raga, andiamo. Voci di corridoio, vogliono Comendone alla Ducati, speriamo bene. Vai Fiori. Tensione infinita. Vai ragazzi. Nelle prime curve posso anche essere in prima posizione se riesco a farle perfette. Grand Prix della Malesia, Grand Prix. Dell'illuminabile, voglio rubare la moto dell'illuminabile. Attenzione, ti prego, non cappellare curve, non cappellare, purtroppo ecco. Attenzione perché, ma dai! È una cosa indegna, lei è una cosa indegna, lei. Attenzione che sono tappata, Tone Iannone. Sono curve pericolosissime. Devo cercare di stare davanti a Camomillo. L'obiettivo è stare davanti al Camo. It's incredible come brutti errori comendiani. Brutti errori comendiani. Sprofondiamo all'11° posto. Ma porca troia, ma porca troia. Siamo alla sfida anche tra Lorenzo e Marquez per la vittoria finale, che è molto entusiasmante. Attenzione, siamo contro l'autista. Siamo contro l'autista. Comenda versus l'autista. Proviamoci almeno, proviamoci. Dobbiamo stare davanti a Camomillo se vogliamo sperare di arrivare al podio, perché i primi due chiaramente sono irraggiungibili. La lotta è con Camomillo. Camomillo sta già scappando, ragazzi. Il Camo scappa, Pedrosa è quarto, Camomillo è quarto, ma noi siamo addirittura alla 10ª posizione. Non una gran gara finora, non una gran gara purtroppo. Va Vizioso, tenta di fare il... la Vizio, vara il porco, vara il porco. Ok, sono uscito meglio, vai, prendi la scia, come pacchetto acquisito, Rossi, giro record, fastest lap di Rossi. No, ho sbagliato, niente da fare. Niente da fare. Male, Gran Premio della Malesia. Purtroppo perdo la chance della vita di andare al podio. Cosa fa Nicolino? Ah, è impazzito. Forse ha salutato le caprette che fanno ciao Nicolino. Va bene. Diciamo che forse ha un po' staccato anche la spina, per carità del Signore, però vabbè, la gara non è ancora finita. Riesco a proprio interpretare certe curve, non capisco il perché. Forse in Malesia vado meglio con la pioggia, forse. Dopo il buon quarto posto di Filippo Isola, battuto dal resto di veneziano in quel della Malesia. Come ci prova che è rischiato troppo. L'attenzione è incredibile, addirittura la moto è troppo danneggiata. Ho esagerato e mi becco il secondo ritiro stagionale. Incredibile. Veneziano sprofonda il quarto posto a 16 punti di Rossi all'ultima gara. Cerchiamo di arrivare almeno quarti, ragazzi. Siamo a meno 19 da Pedrosa. Veramente ho tentato l'impossibile. È andata male. Secondo ritiro stagionale dopo Misano. Dopo Argentina, che è un'altra gara maledetta. Brutto ritiro in Malesia. Ho provato a fare il possibile, ragazzi, visto che ormai la situazione era disperata. Ci ho provato. Ultima gara a Valencia. Speriamo bene, ragazzi. E spero di avere un buon contratto per la fine del campionato. Raga, un saluto dal Comendo veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.